La sicurezza è un bisogno reale. 2 italiani su 3 si sentono insicuri perché camminano guardandosi alle spalle e sono spesso costretti a mettere le sbarre alle finestre della loro casa. Viviamo nella paura e tutto questo è per noi inaccettabile. Forza Italia propone allora alcune soluzioni. Il controllo delle frontiere, un controllo rigoroso perché entri soltanto chi ha diritto, il rimpatrio di tutti i clandestini che non hanno titolo di restare in Italia e il blocco degli sbarchi indiscriminati. Fino a che il nostro paese non ritorna alla normalità occorrono più carabinieri, più militari, più polizia per presidiare il nostro territorio. Ma occorre poi che noi ci liberiamo non soltanto dall'oppressione burocratica, dall'oppressione fiscale, ma anche da quella giudiziaria. Occorre riformare la giustizia, occorre una giustizia efficiente e certa. E questo significa tempi brevi nei processi, perché le disfunzioni attuali che ci sono nel processo civile allontanano gli investitori e costano agli italiani 16 miliardi di euro l'anno, un danno pesante per l'economia e per le famiglie che noi andremo a rimuovere. E poi voglio dire, la legittima difesa è sempre legittima. E chi entra e viola una proprietà privata deve sapere che rischia una reazione che è sempre legittima. La legge è insufficiente e va cambiata. Sarà il primo disegno di legge che andrò a presentare qualora eletta in Senato, perché è inaccettabile che noi ci troviamo di fronte ad una giustizia capovolta, perché chi è vittima, chi è aggredito, chi si difende, chi ci protegge deve poi difendersi anche in tribunale. Allora tutto questo è inaccettabile e se noi vogliamo una soluzione a tutti questi problemi, il 4 marzo occorre votare Forza Italia. È semplice, basta barrare il simbolo.